Un cordiale saluto amici di Wii Sport e ben trovati al San Giacomo di Castiglione e di Sicilia, 19ª giornata nel campionato di seconda categoria, quella che potrebbe segnare la vittoria del torneo per il Caggi di Mister Camarda, che oggi può coronare il sogno della promozione in prima categoria. Basta soltanto un punto alla formazione oggi ospite, che si schiera con Montesanti in porta, in difesa Spadaro, Corica, Mazza e Pafumi, mediana Dallura, Costanzo e Cantarella, in avanti Riccina, Franco e Loiacono. Dall'altra parte risponde il Castiglione con Cosentino, Puglisi, Bertolone Vecchio, Lupo, Garofalo Andrea, Garofalo Dario, Camuglia, Barbagallo e Giannetto. Ultimo sforzo dunque per i Caggi, reduce da 18 risultati utili consecutivi, 15 vittorie e 3 pareggi, imbattibilità per la società del presidente Marinello. Possiamo partire grazie alle immagini a cura di Alfio Di Stefano col film del primo tempo. Ci prova subito il Castiglione che vuole rovinare i piani promozione del Caggi. Qui il tentativo in area di rigore, prova a girarsi Lupo, la deviazione da parte di Dallura, poi Giannetto non trova concretezza nella seconda chance, finisce sul fondo la sfera, calcio di punizione affidato al destro di Giannetto tra le braccia dell'estremo difensore Montesanti. Inizia meglio il Castiglione che continua a spingere con Barbagallo dalla sinistra, sfera a Giannetto che dal limite dell'area di rigore alza ampiamente la mira. Si vede finalmente in zona offensiva anche il Caggi, rilancio lungo della difesa con Pafumi, la deviazione favorisce lo Iacono, destro di controbalzo, termina anche in questo caso fuori dallo specchio. Si resta sullo 0-0 al San Giacomo. Corica, calcio di punizione, il pallone sventagliato al limite dell'area, lo Iacono la tocca, Cantarella difende la sfera, la mette giù in qualche modo e poi si gira, e il gol del vantaggio del Caggi. Meraviglioso il gol del numero 10 Salvo Cantarella, quello dei gol pesanti, quello che permette alla formazione di Camarda di portarsi sull'1-0 sul campo del Castiglione. La formazione locale però non resta a guardare, e mentre Cantarella scaglia frecce si riorganizza in zona offensiva, prima però lo strappo offensivo di Loiacono per Riccina, a tu per tu col portiere, prova a feddarlo con il mancino, risponde Frank Cosentino che dice di no. Ancora un gol a dividere le due squadre dalla destra, Lupo cerca il cross in mezzo, la girata di Giannetto che termina ampiamente fuori, déjà vu poco dopo, ancora dalla destra arriva il pallone giusto per il Castiglione, stavolta vanno a voti in due, Giannetto in area di rigore, si ritrova la sfera lì e buca Montesanti, 1-1. Il Castiglione non ci sta a fare la vittima sacrificale in questo match del San Giacomo, trova il pareggio proprio nella parte finale di frazione, il risultato che ci consegna proprio l'1-1 al termine dei primi 45 minuti. Finisce così il primo tempo, fischia due volte il direttore di gara, manda le due squadre a riposo, fin qui 1-1 tra Castiglione e Caggi. Al gol di Cantarella risponde Giannetto. Partiamo col film della ripresa, 7 minuti, calcio d'angolo dalla destra, svetta Giannetto, Montesanti riesce solo a toccarla, doppietta per il numero 9 del Castiglione, viene ribaltato il Caggi al San Giacomo e allora ci vuole una scossa dalla panchina per il Caggi, lo sa Mister Camarda. Al 63esimo dentro Bucalo e Pantè per Pafumi e Riccina, al 68esimo subito i neoentrati si fanno vedere, Corica mette la sfera in area di rigore, poi un doppio tocco, lo Iacono scarica per Pantè che però manda sopra la traversa, cambio al 69esimo, Donato per Costanzo, minuto 77 Pagano e Chirillo per Dallura e lo Iacono. Di secondi ne passano 40 e c'è un calcio di punizione per il Caggi dalle retrovie, Corica mette la sfera vicino al vertice dell'area, una deviazione favorisce Cantarella, assist irreale, arriva Chirillo e arriva il gol del 2-2 del Caggi, esplode il San Giacomo, adesso il pareggio che può valere la promozione in prima categoria. Ma rivediamo l'incredibile assist di Salvo Cantarella, man of the match assoluto, gol e assist per lui, triplice fischio, esplode la festa del Caggi che vince e conquista il campionato di seconda categoria, promozione per la società del presidente Marinello che dopo 19 partite conquista 16 vittorie e appena 3 pareggi, conserva l'imbattibilità, chiude al meglio un torneo dominato dall'inizio alla fine. Ancora in Coppa potrà dire la sua la formazione di Mister Camarda, ma oggi la festa è tutta qui a Castiglione di Sicilia, dove Corica e compagni fanno 2-2 al gol iniziale di Cantarella, risponde la doppietta di Giannetto, poi la firma, quella storica, quella che vale la promozione, e di Chirillo a 6 minuti dalla fine. Amici di Wii Sport, vi lasciamo alla festa del Caggi, noi ci ritroviamo come sempre alla prossima.